Buon pomeriggio a tutti, auguri, buon anno a tutti da Veronica Pisano e Maurizio Gastaldi. Però dillo bene. Dillo bene, Maurizio Gastaldi. Dillo bene. Ah, ecco, adesso lo dice bene. Dice bene. Benvenuti a questa live di musica tradizionale sarda. Come va? Come stai? Però parla bene. Parla a metà. Adesso lo spegniamo. Adesso ti spengo. Ti spengo. Spengo. Ecco qua, l'abbiamo spento e lo mettiamo qui tra le nostre mascotte, lo infiliamo qui che è tanto carino, mi piace tanto. Bene, voglio salutare prima di tutto Riccardo Di Girolamo e sua moglie Marinella S, Damiano Satta, Demetrio Di Pasquale, Carlo Vasoli, Gianfranco Carboni, Fabrizio Lai, Laura Canton, Vladimir Chemierovski, Gigi Nardini e il suo miele, Nicoletta Vitale, tanti auguri a Nicoletta Vitale, Ilenia Ciccone, tanti auguri anche a lei di una pronta guarigione, il mitico giornalista Silvio Kerchi di Radio Bonaria, seguiteci anche su Radio Bonaria, a me, a Maurizio Gastaldi e a Silvio Kerchi, al giornalista Silvio Kerchi, perché sono in attivo varie trasmissioni. Salutiamo Angela Melis, Francesca Melis che non sono parenti, i Bertas che tra poco intervisterò, Ottavio Congiu che tra poco intervisterò, un grandissimo amico, artista, attore, i Bertas, i Tazenda ovviamente e tutti gli altri. Vi saluto tutti e iniziamo subito con una canzone tradizionale sarda. Dunque ieri con le prove con Maurizio eravamo arrivati, stavamo provando proprio le canzoni tradizionali sarde in russo, mentre l'altra live l'avevamo fatta. Quindi Maurizio, la tempisina l'avevamo fatta? Ieri sì. Mille in aneddu, giusto, mancava? Dovevamo fare Mille in aneddu, l'avevamo fatta? No, non l'abbiamo fatta. Ok. Naneddu meu in lingua russa, quindi una canzone tradizionale sarda in lingua russa. La lingua russa è molto molto bella e me ne frego della guerra, dei conflitti, non me ne frega proprio niente, quindi niente, questo è il mio canale, se volete rimanere rimanete, altrimenti ve ne andate via, andate da un'altra parte. Noi nel frattempo ci facciamo Mille Naneddu meu. Ah, e volevo dire un'altra cosa, che questo progetto di cantare la Sardegna in lingua russa continua, ha avuto una prima parte, ci sarà anche una seconda parte, adesso stiamo facendo conoscere adesso le canzoni tradizionali sarde in russo a chi conosce il russo, chiunque conosca il russo e sia curioso di conoscerle e non capisca il sardo, quindi è anche un omaggio alla Sardegna, no? E niente, e poi ci sarà una sorpresa più avanti. Più avanti ci sarà un continuo di questo programma, la musica sarda tradotta in russo. Ci sarà un continuo più avanti
Non vi anticipo niente perché è una sorpresa, però stiamo andando avanti molto bene. Nonostante qualche critica c'è stata, ma qualcuna giusto così, ma poi si sono tappati la bocca con un tappo. Vai Maurizio, Nanedum meu! Che dedichiamo a Vladimir Kimierovski, che ci segue da Mosca. Milina netu, мир наш таков и не будет, как прежде. Milina netu, не отдавай из веселья надежде. Меч тирания, время позора, голод ковал, как собак без призора. Толпы зевают, молятся в небо, люди мечтают о курочке хлеба, а голодавший хлеб и каштаны мы даем земной желудями, этой землей, что нас унижает, бедных без пищи людей оставляет. Мы упадали, будто в ловушке, мучая жаждами сну. Scusate, Maurizio, puoi andare un po' più lì? E quindi qua io no. Siamo attaccati, non riesco a cantare. Allora, riprendiamo dalla parte, dalla metà. Толпы зевают, молятся в небо, люди мечтают о курочке хлеба, а голодавший хлеб и каштаны мы заедаем землей желудями, этой землей, что нас унижает, бедных без пищи людей оставляет. Мы у фонтана, будто в лягушке, мучая жаждами, словно лягушки. Тот голос страшен, что не прощает, что на пороге на всех ожидает. Те 30 флагов, что на себя взяли оттенки багрового вина. Как только сесят, как уберут, больше белчок среди нас не найдут. Milina netu, не отдавай спасибо надежде. Меч тирания, время позора, голод сковал, как собак без призора. Толпы зевают, молятся в небо, люди мечтают о курочке хлеба. La bellissima canzone. No, perché mi dà fastidio. Cioè, avevo Maurizio appiccicato, sentivo la chitarra addosso. Troppo vicino la sedia. Cioè, La- ho telefono. bisogno di un po' di spazio. Già, questo è uno spazio ristretto, molto ristretto, e in più se stiamo appiccicati mi dà fastidio. Mi dà fastidio per cantare più che altro. A me piace cantare in spazi molto, molto ampi, molto grandi. Infatti, uno dei miei sogni è quello di cantare un giorno ad un concerto molto grande con tanta gente, proprio un palco bello grande, e lì ci starei molto molto bene. Un altro brano della nostra tradizione sarda, Samonza de Baule, però prima bevo un sorso d'acqua. Samonza de Baule, molto bella, una delle mie canzoni preferite questa, adesso ve la canto.
Ecco, sentiamo Ranocchio, lo chiamiamo Ranocchio, è un pappagallo, però lo chiamiamo Pinocchio. Ah, ecco, bisogna parlare così. Ecco, adesso canterò Sammonza de Baule. Manahini Pauli. Ascolta bene. Manahini Pauli. Manahini Pauli. Bravissimo. Pinocchio, Pinocchietto. Eccoci qui. Monza de Baule falana passare a su venturo Monza de Baule su coro me uetto non ti han interrare tu in Baule falana passare tutti in Baule su coro me uetto non ti han interrare. Sto cantando in sardo, ho sbagliato. Новому монастырю, чтоб взгляд не оторвать, земля их заглотнула, сердца наши с тобою. Adesso la cantiamo sempre in russo, ho sbagliato prima. Le prove con voi. Maurizio Gastaldi è appena rientrato dalla malattia, ma ora sta bene, è stato ricoverato. Pensate che quando io ho cantato in ospedale al Bruzzo,
Lui mi ha mandato un messaggio mentre stavo cantando, mi ha detto io sono ricoverato, mi hanno ricoverato in quell'altro ospedale, alla Santissima Trinità mi sembra. Comunque, ora sta bene, qui è risuscitato, vero Maurizio? Guardate come è vestito bene oggi Maurizio, guardate un po', guardate no. come è vestito bene. Modello Giuditta. A me piace molto, vestito di rosso. Il rosso è un colore che piace a tutti perché è il primo colore che vede il bambino, che vediamo noi quando siamo bambini, è il primo colore, quindi il rosso attira chiunque. Hanno fatto una scoperta, è stata una scoperta da una ricerca scientifica, proprio gli scienziati hanno scoperto che tutti gli uomini praticamente vedendo lo stesso abito nella stessa donna, la stessa donna, lo stesso abito, quindi lo stesso modello, in colori diversi, il rosso era quello che attirava di più. E poi hanno scoperto che il motivo era perché il bambino, il primo colore che vede il bambino è il rosso, l'arancione, no? Già dal ventre materno sicuramente si vedrà rosso, tutto rosso, quindi vedevamo rosso. Oh, adesso un brano, procurate moderare in lingua russa, perché il quadernone del sardo ce l'ho giù, quindi adesso faccio tutto russo, mi soffio il naso. Scrivete nei commenti il vostro colore preferito. Scrivete nei commenti il vostro colore preferito, perché sono proprio curiosa di sapere qual è il vostro colore preferito. Uno dei miei colori preferiti è il rosso, ovviamente, come piace a tutti, e il blu, il celeste, tutte le tonalità di azzurro, anche il rosa, arancione, questi colori qua. Qual è il vostro colore preferito? Scrivetelo! Постарайтесь вы, бароны, унять свою тиранию, или сам я в иной мир почию, лишь бы спустить вас обратно на землю. Властолюбцев у нас не терпят, объявлена война, начинает расти нетерпение среди нашего народа. Постарайтесь вы, бароны, унять свою тиранию, или же сам я почию, чтоб вернуть вас на землю. Постарайтесь вы, бароны, унять свою тиранию,
Постарайтесь вы, бароны, унять свою тиранию, и лишь сами почию, чтоб вернуть вас на землю, послают на землю. Возобновлена война, разрастается мстительнее среди нашего народа. Io ho fatto l'esperienza di cantare anche senza musica varie volte, non solo questa volta all'ospedale, ma anche altre volte quando Maurizio non c'era. Avevo cantato in pubblico senza musica. E volevo dire, ovviamente uno prende il tempo che vuole, quando è solo prende il tempo che vuole, è molto più semplice per me cantare senza musica, sinceramente. E allo stesso tempo bisogna più stare attenti all'intonazione, però non lo so, da un lato è meglio, da un lato è peggio, non lo so. Allora, facciamo l'ultima, no, non è l'ultima. È l'ultima per quanto riguarda averle scritte acciaiannaia, disisperada, sa disisperada. Questa è una delle ultime che ho imparato, poi ce ne saranno altre, poi verranno tradotte anche quelle di Maurizio Gastaldi. Ci stiamo lavorando, ci vuole tempo, a parte che stiamo facendo anche altre cose, io sto facendo interviste, tante cose, insomma. Sa disisperare, questa è molto bella. Un attimo che voglio vedere, hanno scritto prima, voglio leggere che cosa hanno scritto. Damiano Satta! Dice Damiano, amo tutti i colori, soprattutto il blu. Ah, anch'io, Damiano. Anch'io il blu. Canzone? Sa disisperare. Acciaiannaia. Vediamo se il nostro amico acciaiannaia. Acciaiannaia. Oh, l'ha detto benissimo. Acciaiannaia. Вы отправились на земли чужие.
Chilach, Twój policja, bo ciszenie w ciszy. Взрывайте к небу чайки словно, вернитесь мне же тоже. Ай, неспокойно. Вернитесь мне тоже. Ай, неспокойно. Ай, неспокойно. Ай, как солнце светит с неба голубого, но не хватает вас сокровища, но не хватает вас сокровища родного. Bravissimo Maurizio Castaldi! Maurizio Castaldi! Maurizio Castaldi! Maurizio Castaldi! Maurizio Castaldi! Oh! Questo si è un po' addormentato, questo uccello! Questo uccello si è un po' addormentato! Stronzone, parla! Stronzone! Pinocchio! Stronzone! Ha risposto, ha risposto! Ha risposto! Maurizio Gastaldi! Maurizio Castaldi! Ecco, così ti voglio. Così ti voglio. Veronica Pisano! Piano! Veronica Pisano! No! Ascolta. Ascolta! Veronica Pisano! No! Veronica Pisano! Veronica! Veronica! Ascolta. Veronica! 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 Ma è stronzo quello. Veronica! Veronica Pisano! Bene, continuiamo con Custu Vizzineddu. Custu Vizzineddu non porta manteddu, non porta coso. Una шева крошки, не тупо кривала, не тупо кривала, и даже рубашки, когда дуют ветры, мы не скажем сладко, спи мое сердечко, сладко, 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 из шелков подушка, золотая лёлька, засыпай малышка, да не плачь, малютка, милый мой ребенок, ничего не бойся, ты мой лучик с неба, кроха, успокойся, спи мое сердечко, сладко, 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 нежного малютку
Bene, grazie. E con questi brani in lingua sarda tradotti in russo abbiamo finito per oggi. Gli altri li abbiamo fatti ieri con Maurizio alle prove da soli, sono usciti molto bene. E niente, direi di salutare. Adesso ci sono i saluti. Salutiamo, anche perché io devo studiare adesso, devo andare via, devo portare prima i cani, poi devo studiare. Salutiamo, salutiamo, salutiamo. Salutiamo. Ecco, salutiamo assieme a Pinocchio, a Pinocchietto. Pinocchietto. Salutiamo Damiano Satta, Damiano Satta. Demetrio Di Pasquale. Demetrio Di Pasquale. Poi ovviamente, Ovviamente. vediamo i più importanti, Vladimir Chemierovski. Salutiamo il giornalista Silvio Kerchi. Silvio Kerchi. Poi salutiamo Salutiamo Gigi Nardini e il suo miele, ovviamente. Nardini e il suo miele, ovviamente. Pier Riccardo Di Girolamo. Di Girolamo. Pier Riccardo Di Girolamo. Di Girolamo. Poi salutiamo Marinella S. Marinella S. E suo figlio. Tuo figlio. Bene, vi salutiamo e vi diamo appuntamento al prossimo video. Ciao! Ciao.